Lo so, sono sparito per più di un mesetto, ma abbiate pazienza ancora qualche minuto e vi spiego che cosa è successo. Bene, allora raccontaci un po', Mario, che cosa hai combinato in questo ultimo mese. Non sono sparito, come tanti di voi mi hanno scritto sia nei commenti dei video, ma dove sei, come mai, cosa fai, dai che torna quei video. Sì, avete ragione e da adesso ripartono un po' i video. Che cosa ho combinato quindi nell'ultimo mese? Principalmente ho fatto tanti lavori su commissione che mi hanno portato via parecchio tempo fisico. Partendo con ordine, ho sistemato questo paravento per una signora di Milano, poi sono stato a trovare Matteo, un Patreon del livello team, che mi ha regalato un sacco di cose super utili che riutilizzerò per dei progetti in futuro. Sono andato a montare una cucina completa, sono stato a fare dei sopralluoghi per dei lavori di cui vi porterò dei contenuti prossimamente. Tra le altre cose ho acquistato anche una nuova stufa a pellet, sono andato a recuperare un bel po' di legna gratis che ho recuperato sempre da una falegnameria che stava chiudendo. Di tutte le altre cose che ho fatto invece non ho nessun filmato, per cui accontentatevi così. Ho dovuto risolvere parecchi razzi miei che mi hanno portato via un sacco di pensieri e nonostante tutto, in fondo a questa cosa qua, una cosa positiva è successa. Ma partiamo con ordine. Bene, quindi dicevi, hai fatto dei lavori su commissione. Sì, tanti di quelli che ho già fatto non vi porterò nessun contenuto, mentre alcuni che sto facendo ora e che dovrò fare e finire nelle prossime settimane li sto strutturando per portarvi un bel video qua sul canale. Se invece sei interessato un attimo a capire quali sono i lavori che porto avanti, di cui non porto un contenuto qua, perché ovviamente non posso portare di ogni cosa che faccio un contenuto, ti invito a seguirmi qua su Instagram. Principalmente questi lavori su commissione l'ho presi perché, diciamocelo proprio onestamente, tra me e te, questo canale YouTube non mi dà abbastanza entrate da mantenere in piedi la baracca, quindi per forza devo ripiegare su questi lavori che faccio. Non che non mi piaccia ovviamente, anzi mi piace, ma non mi piace non essere costante con la pubblicazione e non riuscire a gestire tutto. Mettiamo da parte che è un periodo molto particolare per me, per tantissimi aspetti, e quindi non riesco a gestire al miglior dei modi tutte le cose. Per quanto riguarda la sfera razzi miei, come vi dicevo tempo fa, ho avuto parecchie questioni personali da gestire che si stanno risolvendo col tempo. Ad oggi si sono risolte tutte al 60%, quindi non sono ancora totalmente risolte. In più queste mi danno parecchi pensieri e spessissimo anzi, non ho voglia di condividere, non ho voglia di filmarmi perché non riesco a fingere, non riesco a fare una bella faccia e sorridere e si noterebbe questa cosa qua nei video e quindi andrebbe a intaccare la qualità dei contenuti che faccio e quindi il canale non va in un certo modo, ne risenterebbe, bla bla bla, solite robe. Oltre al fatto che, se proprio la vogliamo dire tutta, sto cercando di rivoluzionare un attimo questo canale. Non mi piacciono già più i contenuti che faccio, quindi sto cercando di studiarne nuovi, format nuovi, nuove cose che chi lo sa se prenderanno vita un giorno. Quindi nonostante tutto, dopo questo mese parecchio intenso di lavori, parecchio intenso di pensieri, molto più intenso di pensieri che di lavori, alla fine di tutto c'è un lato positivo ed è proprio qua nelle mie mani. La cosa positiva in tutto questo sono proprio le chiavi che ho qui in mano, che così non leggete, ma yes! Ebbene sì, queste sono le chiavi del mio nuovo studio, perché, per chi non lo sapesse, dietro quella lavagna lì c'è una porta e dietro quella porta lì c'è un appartamento che si è appena liberato e quindi ho deciso di prenderlo visto che si è liberato, in modo da avere un po' più di spazio qua in laboratorio, visto che più o meno un po' dappertutto si sta riempiendo, faccio fatica a starci e così posso portare da quel lato lì tutte quelle cose che non devono prendere polvere, posso avere finalmente una scrivania e non più lavorare sulla poltrona che c'è lì dietro, dare un senso a quella poltrona lì che finalmente avrà un posto dove poter stare. Ma senza perdere troppo tempo passiamo al tour. Siete pronti? Anche perché prima ve lo faccio vedere, prima posso cominciare a fare i lavori. E già abbiamo un problema. Yes. Ok, scusate intanto subito per l'audio e per la luce perché non c'è troppa luce qua dentro e rimbomba tantissimo. Comunque questo è l'ingresso che si ha dal laboratorio con un corridoio, lì alla mia sinistra c'è una camera e qui alla mia destra ce n'è un'altra. Partiamo con questa. Ok,
lasciamo un attimo perdere che è tutto molto incasinato proprio perché ho già cominciato a fare dei lavori. Bisognerà completamente ridipingere, cambiare l'illuminazione, l'impianto elettrico e tante altre cose. Questa qui è la prima stanzetta. Misura all'incirca un 22 metri quadrati. Ora ho già tolto il battiscopa per fare alcuni lavori. Come vedete qui ci sono dei problemi di umidità. Viene giù proprio il muro, adesso non so se lo dovrò risolvere io o ci pensa il proprietario. Completamente spoglia, finestrina e resto. Qui che cosa ho in mente di fare? Principalmente un po' di tutto e il mio studio dove porterò la scrivania, il computer e potrò lavorare in tutta comodità senza dover tornare a casa ogni volta perché non ho una postazione dove lavorare. Quindi se mi mancheranno poi delle clip, vado al di là della porta e sono già in laboratorio. Oltre a portare lo scaffale che ho in laboratorio dell'elettronica, portare tutte le stampanti 3D, fare un posto dedicato a questo, fare una zona chilling, che non vedo l'ora di avere una zona chilling e quant'altro. Comunque è tutto work in progress e se avete suggerimenti ovviamente lasciate qua sotto un commento. Siccome non c'è troppo altro da vedere, passiamo alla prossima stanza che è là in fondo. Quindi uscendo da qui, corridoio, laboratorio a destra, si entra in questa nuova stanza. Anche questa piccolina, sicuramente un po' più luminosa dell'altra. Questa qui, come vedete, è un po' più piccola dell'altra. Ho già portato qui un mobile, ho già portato la stampante per fare alcuni lavori. Ci sono altri mobili, c'è una cucina che dovrò completamente demolire e rifare. E qua dentro niente di emozionante. C'è semplicemente il bagno. Come vi dicevo, qua alle mie spalle c'è la cucina e ho già dei progetti in mente per questa, di fare un restauro completo, e con restauro intendo che prendo e getto tutto e la rifaccio tutta. Ok, la rendo un po' più semplice perché tanto non ho bisogno di troppe cose. Qui non ho altro se non le stampanti e poca roba e non so onestamente cosa può essere se non inizialmente forse un magazzino di cose, ma penso che man mano che riempirò gli spazi mi verrà in mente, magari metterò un tavolino dove pranzare o fare delle piccole pause. Uscendo invece qua c'è la porta d'ingresso che porta a tutto il resto dello stabile e qui c'è un sottoscale da usare come sottoscale. E si ritorna in lab. Yes! Concludendo, sono molto contento finalmente di aver fatto questo passo qua e avere tutto uno spazio per me in più da dedicare oltre al laboratorio, principalmente dove lavorare al computer e avere un posto che non sia casa mia per lavorare, perché ho bisogno di dividere queste due cose, vita privata e lavoro, anche se a dirvela tutta il lavoro che faccio mi piace e quindi non è che riesco a staccare più di tanto, ma penso che abbiate capito il senso. Come avete visto comunque ci sono parecchi lavori, forse troppi, da fare. Uno dei primi sicuramente è sistemare la camera, quella sulla sinistra appena si entra, perché quello lì sarà il posto dove farò l'ufficio, dove metterò tutte le cose per lavorare. L'altra stanza invece è qualcosa di secondario, come è secondario smantellare la cucina e farne una nuova. Primario sicuramente in camera è il fatto di sistemare la pavimentazione, sistemare le pareti, quel problema dell'umidità che c'è e sicuramente l'illuminazione, perché non si può avere un'illuminazione del genere. Se riesco, ho in mente di dedicare un angolo di questa stanza ad una delle mie altre passioni, che come sapete è suonare la batteria. Se riesco a mettere le mani su una batteria elettronica, non acustica perché avrei potuto montare una delle varie batterie che ho, però faccio troppo casino, non si può. Quindi non so, magari se c'è un negozio di musica all'ascolto e vorrebbe aiutare un povero ragazzo a sfogarsi e a riprendere in mano questa sua passione che ha messo da parte da tempo, lo ringrazio molto. Ovviamente in tutto questo sono sempre ben accetti i vostri consigli utili e costruttivi come sempre, quindi se avete consigli su come arredare, su come sistemarlo, prodotti strani e magnifici per fare queste cose qua, robe magnifiche da mettere dentro il nuovo studio o altre cose, lasciate qua sotto un commento. Io, prima di salutarvi, ovviamente ringrazio tutti i Patreon che sostentano in parte questo mio progetto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.